Amici di Diretta Sport, la più cordiale buonasera dall'impianto di via Pessagno a Cagliari. Stiamo per trasmettervi in diretta la finalina del primo trofeo Acqua San Giorgio tra Virtus Cagliari e Elmas, finalina conseguenza della sconfitta di queste due compagini nelle semifinali trasmesse ieri, sempre in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com. Manca pochissimo, 4 minuti e 40 alla palla 2 della finale terzo e quarto posto. Io sono con Silvano Marcis dell'Elmas. Una battuta per dire con che animo si comincia questa stagione. Ieri una sconfitta che non fa tanto testo, però insomma la voglia di far bene, abbiamo sentito anche da coach Carlo Tola, è tanta. La sconfitta ieri ci stava anche, loro fanno l'A2, sono una buona squadra, come presumo che oggi ci sia un'altra sconfitta con loro che fanno l'A2, quindi il nostro obiettivo è fare un buon campionato lì in Serie B, facendolo tranquillo e divertendoci, quindi non è che non abbiamo le ambizioni di vincere il campionato, di fare un buon campionato e poi vediamo quello che ne viene fuori. Ringrazio Silvano Marcis, ti auguro ovviamente una buona partita, una buona stagione. Vado a raggiungere anche Nando Lai della Virtus, ultime indicazioni alla sue ragazze. Nando, allora, oggi è una partita comunque importante per non chiudere con due sconfitte questo torneo. Ieri la sconfitta, diciamo, non fa testo dal punto di vista del punteggio, però insomma qual è l'animo nel gruppo, insomma nella società prima di questa stagione? Ma quest'anno c'è un ottimo spirito perché abbiamo diverse giovani in squadra. Ieri era una partita, diciamo, che contava fino a un certo punto perché stiamo giocando con una squadra di A1, in più ci mancano due elementi come Carolina Scibelli ed Eleonora Fabba, e in particolare Scibelli che gioca anche sotto canestro ed è una giocatrice da 15-20 punti a partita, che per noi in partite soprattutto come quello di era determinante. Oggi una partita, è la seconda partita che facciamo quest'anno precampionato, speriamo di fare una buona partita e l'Elmas diciamo è la squadra giusta per poterci far continuare a carburare, arrivare al momento giusto attrezzati per affrontare una A2 e salvarci. Prima di lasciarti alla partita, ieri comunque qualche indicazione positiva c'è stata, no? Nel primo tempo, soprattutto dopo la difficoltà iniziale, siete riusciti anche a ricucire lo svantaggio, poi chiaramente è venuto fuori il divario, insomma si riparte da lì, da tante piccole cose positive. Sì, senz'altro è chiaro che anche ieri ci ha stupito favorevolmente, ne sapevamo già le sue qualità. Eleonora Zizzola sotto canestro, che purtroppo giocando da sola contro giocatrici che hanno giocato l'anno scorso in quintetto in A1 non era semplice, però diciamo, come appunto hai detto tu prima, è stato il primo tempo è stato importante perché abbiamo visto anche in difesa di aver giocato molto bene. Poi è chiaro, abbiamo fatto giocare anche giocatrici addirittura che durante il campionato faranno parte degli allenamenti ma non faranno parte neanche della rosa, quindi giustamente Nello, l'allenatore, ha fatto giocare tutte ed è stato un bene così. Allora, ringrazio Nando Lai, gli auguro ovviamente una buona partita, una buona stagione, grazie per la disponibilità in questo prepartita. Io mi sposto e vado a raggiungere la postazione di commento perché manca davvero 1 minuto e 44 alla palla A2, solo qualche istante, poi ci ritroveremo ovviamente per la telecronaca diretta della sfida tra Virtus Cagliari e Elmas. A tra poco. Eccoci di nuovo sempre in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com in questo che è un grandissimo sabato di sport per la Sardegna. Vi abbiamo appena raccontato su Sardegna Sport la grande vittoria del Cagliari, non solo prima squadra ma anche primavera. Tra poco in campo anche la Dinamo Sassari, chiaramente tutte le notizie, tutte le immagini live su sardegnasport.com. Siamo però in diretta anche da Cagliari, da via Pessagno, la finalina di questo primo trofeo Acqua San Giorgio. Ieri sempre live su direttasport.it le due semifinali che hanno visto vincere Cus Cagliari e San Salvatore Selargius, le due squadre che si sfideranno nella finalissima a seguire della partita di consolazione che sta per cominciare. Lo vedete, l'Elmas alla sinistra della telecamera di Diretta Sport guidata da Andrea Farri, alla destra invece c'è la Virtus in completo blu con inserti bianchi. Dovrebbe essere anche questa, come quelle di ieri, una partita a senso unico dal punto di vista dell'andamento e del punteggio, con la Virtus ovviamente che ha una categoria superiore e quindi dovrebbe trovare anche non soltanto le indicazioni positive dal punto di vista tecnico-tattico ma anche un risultato positivo utile per trovare il morale giusto. Prima di
andare in cronaca diretta. Al mio fianco c'è Mauro Farris, Deus Ex Machina, possiamo dire così, del progetto Diretta Sport, un progetto sempre più in espansione, un progetto che sarà ancora più targato basket, possiamo dire così, in questa stagione. Infatti tutte le partite della Virtus, del San Salvatore, ma anche del Cus Cagliari e del Sustentus Estu, per rimanere all'ambiente cestistico, saranno trasmesse da direttasport.it, la web TV dello Sport Sardo. Mauro, ti coinvolgo subito nella telecronaca. Allora, un progetto molto importante, un progetto che dà entusiasmo a chi e quindi noi lo porta avanti, insomma, e ha il piacere di provare a farlo crescere, ma è un progetto che guarda sicuramente in avanti con grande ambizione, possiamo dire così. Ma direi assolutamente di sì. Intanto un buon pomeriggio a tutti quanti. È un progetto condiviso, fatto di idee, non ovviamente solo mie, ci siete dentro anche voi. Allora lo diciamo, Fabio Frongia e Roberto Rubiu, ma anche Andrea Farris e Sergio Trassos. Questo è lo staff che mira a sviluppare questo progetto ambizioso e allo stesso tempo umile e semplice, quale è quello di Diretta Sport e di sardiniasport.com. Una è la web TV dello Sport Sardo, come hai detto giustamente tu, l'altro invece è la casa dello Sport Sardo, il sito web, la testata giornalistica online che è punto di riferimento con grande umiltà e professionalità ormai da diverso tempo. Hai detto tu, il progetto è in espansione, allora con grande soddisfazione diciamo agli appassionati di basket che oltre a Virtus e San Salvatore Selargius anche il Cus Cagliari è stato conquistato dalle nostre telecamere in questa stagione che si annuncia sicuramente difficile per il sodalizio universitario, che dovrà tirare fuori tutto il suo orgoglio per mantenere la permanenza nella massima serie, la tanto preziosa permanenza nella massima serie. Ma si è aperta una finestra, si aprirà una finestra anche sul basket maschile con la Serie C Silver, l'hai presentato tu in conferenza stampa in diretta streaming, quello del Sustentus Estu, un'altra compagine davvero ambiziosa, una dirigenza lungimirante che crede nel web e nella trasmissione dei contenuti tramite i tablet e i telefonini per coinvolgere soprattutto tanto più aziende possibili in questo progetto sportivo. Ecco, l'anno scorso, Mauro, per chiudere anche questa importante parentesi, abbiamo portato un po' gli sportivi sardi in giro per l'isola, calcio regionale, pallavolo, tanti sport. Piano piano stanno cominciando i campionati. Oggi hai nominato la Serie C che comincerà proprio oggi con l'impegno del Sustento a Generugi. Insomma, cosa ci dobbiamo aspettare? Poi chiaramente le novità sono sempre dietro l'angolo. La stagione 2014-2015 si è chiusa con 11 discipline sportive che abbiamo seguito con grande attenzione. Le cito perché è doveroso farlo: atletica leggera, basket, calcio a 5, danza sportiva con numeri davvero esagerati. Qui il plauso va fatto alla federazione danza regionale presieduta da Ivo Cabidu, che per primo ha creduto nel nostro progetto, ma anche il golf, l'hockey, i motori con il rally di Berchida, le multidiscipline, gli sport estremi, la grande avventura di Roberto Zanda e addirittura oltre al rugby e al volley la pesca subacquea, perché abbiamo raccontato il campionato regionale sardo. È una stagione in divenire, ovviamente siamo a disposizione di tutti coloro che vogliono raccontare i propri contenuti sportivi. Aggiungo che la novità di quest'anno è anche la possibilità di realizzare dei video spot che, così come la TV tradizionale, potranno essere trasmessi sul nostro sito e sul canale YouTube di riferimento, perché va detto, usiamo la piattaforma YouTube, la piattaforma universale visibile su tutti i cellulari, tablet e PC di riferimento. E bisogna anche ricordare, insomma, visto quello che hai accennato tu, la lungimiranza che si chiede un po' a quelli che sono gli attori dello sport, gli attori della comunicazione, quello di cercare di sbarcare forse anche in una piattaforma che al momento magari non è la principale, ma insomma è sicuramente quella del futuro. Abbiamo visto, no, nel nostro percorso vedere ancora un pochino di scetticismo, però insomma davvero le possibilità sono enormi e noi abbiamo il piacere, oltre che il coraggio, di provare a farle scoprire. Allora, è tutta una questione di obiettivi. Chiudiamo poi questi 2 minuti e iniziamo a raccontare quello che dobbiamo fare per lavoro, cioè raccontare lo sport. Proviamo a valutare che tipo di target si vuole raggiungere, perché chi è strettamente legato al cartaceo, io sono un collaboratore ancora del cartaceo, chi è ancora strettamente legato al cartaceo probabilmente intende arrivare a dei destinatari over 55, è un dato
dato di fatto, lo chiedo a tutti i quarantenni, chi è che va ad acquistare la copia cartacea del giornale in questo momento storico, chi invece se la legge online. Ovviamente non me ne vogliono tutti i grandissimi professionisti dei 2 quotidiani sardi principali in Sardegna, ma è certo che se si vuole raggiungere come destinatario il target degli under 55, dunque di tutti coloro che lavorano nelle aziende, di tutti coloro che operano con PC, tablet e cellulari, sicuramente la scelta è quella del digitale. Chiudo dicendo che c'è un grande aspetto, il meccanismo dei tam-tam dei social network, Facebook, Twitter, su tutti. Io chiedo chi di voi non si addormenta leggendo la propria bacheca su Facebook. Allora, condividere un evento sportivo su Facebook significa arrivare sicuramente a tutti i destinatari, peraltro mirati, dello sport di riferimento. E allora, salutando Mauro, e che magari ritroveremo anche durante la telecronaca di questa partita, vi ricordo e vi rinvito un'altra volta a presidiare la nostra pagina Facebook su Diretta Sport, la pagina Facebook di Diretta Sport, dove accedere ai contenuti di direttasport.it, e ovviamente anche la pagina Facebook di Sardegna Sport, dove in questo momento potete trovare davvero tutti, ma proprio tutti, le dichiarazioni, gli approfondimenti e le dirette relative a un grandissimo sabato di sport. Una parte di questo sabato di sport è la sfida tra Virtus Cagliari e Elmas. Virtus già avanti in maniera considerevole, 11-2 il punteggio quando mancano 6 minuti e 40 alla fine del primo quarto, con Giada Ballardini che ha provato la tripla ma si è stampata sul ferro. Il rimbalzo di nuovo controllato dalla playmaker numero 14 della Virtus Cagliari, poi però l'azione offensiva non trova sbocco perché Mastio ha una ricezione non perfetta, e allora l'Elmas può portare questa azione offensiva con 13 secondi sul cronometro dei 24, errore però marchiano da parte della regia dell'Elmas, e allora la Virtus può andare dall'altra parte. C'è però ancora l'imprecisione, quindi canestri che rimangono ancora immacolati dopo il time out. Ancora la palla dentro per Serra, che poi va con buona lucidità da Costanza De Salvi, che cerca la conclusione, subisce il fallo al momento del tiro. Allora sono 2 liberi per Costanza De Salvi, che può dunque andare a arricchire il proprio tabellino. Coach Carla Tola come sempre molto animata nella sua conduzione di partita. La vediamo rimproverare Marcella Sau col numero 17, chiamandola a rientrare meglio in difesa. Marcella Sau che ha preso in consegna il numero 15 Mia Masic, una delle stelle di questa Virtus Cagliari, che come abbiamo sentito già da ieri da Riccardo Fava e anche da Nando Lai è una squadra che sta cercando di conoscersi, di amalgamarsi per un campionato magari un po' meno sofferente rispetto a quello della scorsa stagione, quando è arrivata la salvezza davvero all'ultimo tuffo contro il Biassono. Adesso c'è una buona iniziativa da parte di Alessandra Serra, che però non trova il canestro. Il passaggio no look di Ballardini, il piazzato da parte di Pacilio, che ha la seconda opportunità dopo l'errore, stavolta non sbaglia per il 15-3 con cui la Virtus ha già messo comodamente le mani sulla partita. Abbiamo detto in apertura una partita che non ha molto da dire dal punto di vista del punteggio, ma insomma per Elmas e Virtus è un'occasione importante per affinare schemi e intese, vista davvero la poca opportunità di disputare amichevoli pre-campionato, campionato che ormai è alle porte. Ancora in contropiede Masic a firmare il 17° punto per la Virtus, 17-3 il punteggio. Elmas che ieri ha perso nettamente contro il San Salvatore. Vedremo se poi a seguire nella finalissima, che ovviamente sarà sempre in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com, vedremo appunto se le Selargine riusciranno a insidiare un pochino di più il Cus Cagliari rispetto a quanto fatto dalla Virtus nella giornata di venerdì. Ancora Mauro per raccontare e annunciare altri aspetti importanti di quello che è l'offerta di direttasport.it. No, invece vado un po' controcorrente, Fabio, e inizio a parlare anche un po' di pallacanestro. La nostra finestra può essere utile anche per raccontare quelle che sono magari le formule e i contenuti del campionato. Allora, una protagonista di questo torneo è l'Elmas, sicuramente con pagine ambiziosa, voi per l'ingaggio di Carla Tola, che nelle ultime esperienze è
ha conquistato panchine importanti, ma voi anche per il roster a disposizione. La prossima Serie B femminile regionale, il massimo torneo sardo, prenderà il via sabato 10 ottobre. Al via ci sono 9 squadre, anzi 8 squadre esattamente, l'Astro Cagliari e la Mercedes Alghero che fanno una marcia indietro per scelte gestionali, decidono di dedicarsi nuovamente al settore minibasket, al settore giovanile. Spirito Sportivo Cagliari, Sant'Orsola Sassari e Basket Antoniano, anch'essa impegnata nei campionati nazionali fino all'ultima stagione, chiudono il quadro il Basket Nulvi e il Basket 90 Sassari. Un campionato sicuramente avvincente, con una formula per certi versi abbastanza obbligata, girone all'italiana, partirà come detto il 10 ottobre, si chiuderà il 17 gennaio con un turno infrasettimanale, quello del 6 gennaio, poi ancora la fase orologio, ben 7 giornate, dal 24 gennaio al 6 marzo, i playoff che inizieranno il 13 marzo, al quale saranno ammesse le prime 4 squadre classificate al termine della fase a orologio, tutto per darsele di santa ragione ed arrivare magari il 10 aprile a conquistare quel fatidico biglietto che potrebbe valere il passaggio ai campionati nazionali. Giusto dirlo, perché gli appassionati sono tanti, anche quelli del basket regionale. Abbiamo sentito già nel pre-partita quelli che sono un po' le sensazioni da parte dell'Elmas, ma anche ieri avevamo sentito Carlatola che diceva come abbia voglia di divertirsi, insomma senza obiettivi particolari, con un campionato da portare avanti senza troppi assilli, poi chiaramente la possibilità magari di giocarsi qualcosa di importante è nella fase a orologio e poi nella post season, vedremo, quindi seguiremo chiaramente con attenzione quello che sarà l'andamento del massimo campionato regionale di pallacanestro. Ricordiamo Virtus Cagliari invece e San Salvatore, che sono le uniche 2 rappresentanti del basket sardo a livello di Serie A2, in Serie A1 il CUS, che poi avremo modo di raccontare nella presentazione della partita che vale il primo e il secondo posto in questo primo trofeo Acqua San Giorgio. Per par condicio invece completiamo il quadro anche raccontando quella che sarà l'avventura nel secondo campionato nazionale. Parlo ovviamente della 2, come hai detto giustamente tu, Virtus Cagliari e San Salvatore Selagius impegnati nel girone A, che è il girone nord. Si tratta di 2 gironi a 14 squadre, davvero una stagione lunghissima, non ci sarà fase a orologio, le prime 8 alla fine della fase regolare saranno impegnate nei playoff, la 9ª va in vacanza troppo presto forse. Comunque con tranquillità inizierà a programmare la prossima stagione, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª si giocheranno i play-out e la 14ª, nella speranza che non sia nessuna delle sarde, farà ritorno nei campionati regionali. Uno sguardo anche al calendario invece che è al campionato di Serie A2, ricordando che il derby tra Virtus e San Salvatore sarà quello che chiuderà la stagione regolare, con l'andata qui nel parquet di Via Pessagno, il ritorno invece in Viale Vienna nell'impianto che ospiterà le gare casalinghe del San Salvatore di coach Staico che abbiamo sentito ieri al termine della semifinale vinta e che sicuramente ha già messo sotto torchio le sue ragazze, ma insomma anche il San Salvatore lo scopriremo, continueremo a scoprirlo nella finalissima. Io vado anche a snocciolare il roster, vi siamo in debito della lista delle ragazze dell'Elmas che in ordine di numero portano al seguito di coach Carlatola Benedetta Casadei, quindi Alessandra Serra, Roberta Aresu, Caterina Cocco, Martina Angius, Costanza De Salvi, Francesca Cavalieri, Claudia Piras, Roberta Secci, Marcella Sau, Alessia Loddo. E dunque un gruppo che vuole cercare di far bene. 24-5 il punteggio davvero ormai già in odore di garbage time, a 1 minuto e 50 dalla fine del primo periodo. Mauro. Sì, io intanto sto spulciando il calendario sul sito della Lega Basket Femminile e noto che proprio la Lega ci fa un grande assist, perché entrambe le gare sono in contemporanea, le prime gare casalinghe, Virtus Cagliari Alpo il 17 ottobre alle ore 16 e anche San Salvatore Selagius Castelnuovo Scrivia allo stesso orario, lo stesso giorno. Bene, quello che in passato sarebbe stato sicuramente un gravissimo errore si va a tramutare grazie alla nostra realtà nell'occasione di vedere entrambe le squadre in diretta nello stesso momento su direttasport.it. Sì, sarà davvero un piacere poter seguire e farvi seguire, non perdere davvero nulla del basket sardo al femminile
in tanti weekend nelle quali le nostre formazioni saranno impegnate dentro e fuori dall'isola. Ricordo, come abbiamo già ampiamente detto, quindi la possibilità di guardare tutte le partite casalinghe di Virtus e San Salvatore, ma anche per quanto riguarda la Serie A1 il CUS Cagliari, e quindi poi il basket maschile con il Sustentus Sestu, con chissà magari l'opportunità con il passare dei giorni e delle settimane di accogliere nella nostra famiglia anche altre realtà che volessero aprirsi al mondo delle telecamere e delle dirette streaming. Ancora la Virtus in attacco, seguiamo questa transizione con Beatrice Mastio che piazza il suo tiro dalla media, non trova però il canestro, allora Benedetta Casadei a guidare il contropiede dell'Elmas, ottimo scarico nell'angolo per Costanza De Salvi che però non è precisa. Masic va da sola verso il ferro, va ad appoggiare, non trova il canestro. Mastio, il rimbalzo controllato in due tempi poi per Zizola, tutto facile per la numero 20 della Virtus, che ha, come detto in precedenza, Nandolai fatto una grande partita ieri contro avversari di rango nettamente superiore come la Benic, come la Milic, ma anche come Alejandra Cesta. È davvero Zizola si è disimpegnata molto bene, poi chiaramente ha pagato dal punto di vista fisico, non solo per il mismatch dal punto di vista dei centimetri, ma anche dal punto di vista della stanchezza, perché davvero non c'erano rotazioni. Virtus che vedremo se nei prossimi giorni potrà accogliere in organico anche Scibelli ed Eleonora Fava che era in panchina nel prepartita, poi adesso segue la partita da fuori. Finisce il primo periodo 29-5 il punteggio in favore della Virtus. Qualche istante di pausa e poi riprenderemo ovviamente la cronaca diretta di Virtus Elmas. A tra poco. Di nuovo in campo Virtus e Elmas, si riparte dal punteggio di 29-5 in favore delle ragazze virtusine, con anche già qualche cambio ovviamente da parte di coach Nello Schirru, che manda in campo Valentina Mura assieme a Silvia Loi, Giada Podda e poi due delle giocatrici più importanti che sono Zizola e Masic. Valentina Mura non riesce ad arrivare sulla palla. Era la prima possesso, registra la palla persa da parte delle virtusine. Portare palla c'è con un'ottima azione offensiva Marcella Sau, che arriva fino al ferro e va a appoggiare al vetro il punto numero 7 dell'Elmas. Masic si arresta dalla linea dei 6,75, non c'è però il canestro da parte di Mila Masic, numero 15 della Virtus. Bella linea di fondo presa dall'Elmas e poi c'è un ottimo canestro dalla media con Roberta Resu. Ottimo l'inizio di secondo periodo da parte dell'Elmas, che costringe a un time out repentino Nello Schirru, subito arrabbiato con le sue ragazze, a chiedergli cosa sta succedendo davvero in avvio di secondo quarto. Schirru piuttosto alterato con le sue ragazze, visto che davvero non c'è stato il nervo giusto da parte delle ragazze bianco-blu. Invece un Elmas che è partito molto bene, anche se Carlatola la sentiamo come sempre piuttosto energica nel time out. Chiaramente vuole tenere alta l'attenzione con le sue ragazze, vuole strigliare il suo gruppo, perché in questi frangenti che si cresce e che si migliora con avversari di rango superiore, ma soprattutto con l'atteggiamento giusto al di là di quello che può essere il punteggio. Masic e Zizola a colloquio, saranno due delle giocatrici assieme a Giada Ballardini, a Sabrina Pacilio e a Beatrice Mastio, che dovranno indicare un po' la strada per la Virtus. Ricordiamo, come abbiamo detto in precedenza, Costanza Scibelli potrebbe arrivare molto molto presto nel gruppo, e poi Eleonora Fava probabilmente tornerà a far parte del gruppo. Per il momento però insomma non è a disposizione di coach Nello Schirru. Palla in mano adesso per Loi, che si arresta, trova nell'angolo Valentina Mura. Vediamo la scelta di Valentina Mura, ferma il palleggio probabilmente troppo presto, alla fine chiude la sua opzione.
Zizola adesso va ad appoggiare al vetro. 31-9 il punteggio, aggiornato il tabellone con il canestro in entrata da parte di Zizola. Molto buona la soluzione da parte della numero 20, che dimostra già di essere in ottimo stato di forma. Adesso c'è l'azione offensiva da parte dell'Elmas con l'isolamento di Marcella Sau, che va a subire il fallo. Molto bella l'entrata precedente di Marcella Sau, che è riuscita ad appoggiare al vetro con qualche aiuto degli dei del basket. In questa occasione invece è stata fermata dal fallo di Masic, e allora sarà rimessa con 14 secondi come da regolamento per l'Elmas. Un fallo commesso dalla Virtus, 0 ancora dall'Elmas. Ancora la linea di fondo presa da Roberta Aresu, che va ancora per la conclusione. Sulla linea di penetrazione c'è Zizola che va a commettere il fallo. La spinta da parte di Zizola battuta un po' troppo facilmente in questo frangente da Roberta Aresu, che può andare dunque in lunetta per 2 liberi e per portare a -20 le sue ragazze. Non ci riuscirà perché la prima conclusione è sbagliata. Ancora un altro tiro per la numero 5 dell'Elmas. Virtus in campo con Podda, Mura, Zizola, Loi e Masic, mentre Elmas in campo con Pias, Angius, Aresu e Sau. Il rimbalzo ancora di Zizola, che appoggia al vetro, subisce anche il fallo. Carla Tola va a rimproverare in questo frangente le sue ragazze per il mancato tagliafuori. Tutto facile per Zizola, che può appoggiare al vetro, subisce anche il tocco. Fallo in realtà ai danni di Masic, non di Zizola, quindi mi correggo. Allora il libero aggiuntivo è per lei. 2 punti ancora per la slovena. A 8 minuti e 16 dalla fine del primo tempo, più 24 per la Virtus. Elmas adesso in attacco con Aresu, il consegnato per Martina Angius, che poi cerca il taglio di una Marcella Sau molto molto attiva in questo secondo quarto. C'è il tocco, 10 secondi per andare al tiro per Elmas. Si mette in proprio Roberta Aresu, va a appoggiare al vetro, non trova il ferro, poi è lotta sotto canestro tra Benedetta Casadei e Valentina Mura. La freccia premia la Virtus, che dunque può guidare l'attacco della Virtus. Il gioco triangolo chiamato da Valentina Mura. Il passaggio per Zizola è però molto rischioso e alla fine Mura riesce a rimanere in possesso della palla e alla fine trova anche il canestro. 36-10 il punteggio, con Marcella Sau adesso a guidare l'attacco contro Valentina Mura. Lo scarico per Pias, il passaggio però per Aresu, che va invece a infilarsi in un vicolo cieco. Valentina Mura a cercare molto bene Masic. Bella la circolazione interna della Virtus. Masic e Zizola duettano in maniera ottima da questo punto di vista e trova il canestro la numero 20 della Virtus. Il 38esimo punto per la formazione di Nello Schirru, che oggi, a differenza di ieri, può seguire l'operato delle sue ragazze con molto più relax, seduto sulla sua panchina a fianco alle sue ragazze. Non ha bisogno di gridare troppo, anche se chiaramente osserva attentamente quello che vanno a fare Zizola e compagni. Proprio Zizola trova un ottimo piazzato dalla linea del tiro libero. Il 41esimo punto, più 31 per la Virtus. Dentro ancora Casadei, che però viene fermata col fallo da Valentina Mura probabilmente. (6:32) per chiudere il primo tempo. In campo anche altre forze per la Virtus.
con Carlotta Zucca col numero 11 sul parquet di Via Pessagno e 2 liberi per l'Elmas. 1 su 2 con Mura ancora a chiamare il gioco triangolo, Zizzola ad uscire in punta a cercare Silvia Loi, che però viene anticipata, c'è rimessa però palla in mano sempre per la Virtus, con Silvia Loi che andrà a rimettere in gioco questa palla. Va subito da Valentina Mura che si gira sull'angolo, pensa anche alla conclusione, poi va a attaccare il ferro molto bene, appoggia al vetro, un gran canestro questa volta da parte di Valentina Mura, difesa oltremodo morbida da parte di Benedetta Casadei, che può soltanto raccogliere la palla e rimetterla in campo dopo i 2 della numero 10 della Virtus. Dall'altra parte però punta nell'orgoglio Benedetta Casadei, va ad attaccare il ferro immediatamente, a pungere la difesa della Virtus, a trovare un fallo importante. 43-11 il punteggio, 6 minuti 2 secondi per chiudere il primo periodo, 2 liberi per Benedetta Casadei, che può andare a ridurre leggermente, per quanto può contare, lo svantaggio rispetto alla Virtus che ha commesso 4 falli, quindi è già in bonus per quanto riguarda i falli di squadra. Il Maschietore in avanti andrà sempre in lunetta ad ogni fallo commesso dalla Virtus. 43-13 il punteggio, più 30 vantaggio netto da parte delle ragazze bianco-blu, che vanno adesso a cercare la conclusione con Loi. Il passaggio un po' difficile per Zucca, che poi però ha una buona ricezione e anche un ottimo controllo del corpo, trova il buon tiro a segno per il 45-13 a 5:37 dalla fine del primo periodo. Casadei ancora a segno in entrata, molto bella questa esecuzione, difesa adesso abbastanza morbide da una parte e dall'altra. Zucca controlla i piedi, va da Zizzola, fuori per Mura a fintare il passaggio interno, poi si arresta e trova una buona conclusione corta, doppio ferro, e alla fine il rimbalzo è per Pias, che può controllare, portare la palla oltre la metà campo, poi però la palla è persa e allora Mura si arresta alla linea del 3 punti. Il ribaltamento per Loi, che piazza i piedi per il tiro da 3 punti. C'è però l'infrazione in partenza per Silvia Loi e allora è palla persa da parte della Virtus a 5 minuti dalla fine del primo tempo, 5 minuti dall'intervallo lungo. Gli applausi di incoraggiamento da parte di Nello Schirru per Silvia Loi, che qui ha sbagliato prendendosi la responsabilità in attacco. Invita a lavorare ovviamente in difesa Nello Schirru, perché è importante da questo punto di vista abituarsi a non far calare l'attenzione, non prendere scelte affrettate. Probabilmente, e sarà questo quello che chiederemo a Nello Schirru nel post partita, sono queste le occasioni più importanti, più dell'impegno di ieri contro il Cus Cagliari. Sono questi gli impegni che servono a un allenatore per testare le sue ragazze, testarle dal punto di vista tattico ma anche dal punto di vista dell'atteggiamento, e chiaramente bisogna allenare la mentalità e bisogna farlo anche nei momenti delle amichevoli dove ci sono magari dei momenti di calma e dove il punteggio, come oggi praticamente dall'inizio della partita, c'è ben poco da dire. 45-15 il punteggio, 4 minuti 9 secondi alla fine del primo tempo, con l'Elmas che adesso va in lunetta con una certa tranquillità, e lo fa in questo momento con Pias, che può andare a piazzare il 17° punto. 45-17 il punteggio. In campo adesso anche Formisano al posto di Zizzola. E Mura a portare l'azione d'attacco della Virtus, con Loi fuori per Zucca, va a inerpicarsi in una zona dove c'erano tante maglie bianche. Alla fine la palla è persa, dall'altra parte può andare Casadei a cercare ancora un fallo, lo scarico per Pias che può fermarsi, poi però non c'è spaziatura da parte dell'Elmas. Poi arriva un bellissimo scarico per il tiro da 3 punti, molto molto bello e ben costruito questa volta da Alessandra Serra, che ha trovato lo spazio, ha trovato una bella tripla per portare a meno di 30 punti il distacco
dalle Virtusine. Sicuramente un secondo periodo migliore per l'Elmas, complice anche l'uscita per quanto riguarda la Virtus sia di Ballardini sia di Masic, ma insomma piace la testa e la faccia che stanno mettendo sul parquet di Via Pessagno le ragazze di Carlatola. Ancora Loi, questa volta per cercare di dare una risposta positiva da parte della Virtus, la tripla di Mura che è entrata con un ottimo piglio davvero in questa partita e trova una tripla utile per rinvigorire gli animi del pubblico del Palarestivo. Adesso dentro l'area Francesca Cavalieri, che poi viene fermata regolarmente. Dall'altra parte, oltre la metà campo, c'è il fallo di Serra su Giada Podda, c'è il fallo subito dalla numero 17 della Virtus e allora primo fallo di squadra commesso dall'Elmas. Ancora lui dentro in solitaria, chiusa molto bene dalla difesa con Cavalieri, che poi va a affidare la palla a Pias e poi ancora Serra dall'altra parte, ancora Pias a cercare dentro Cavalieri, fermata con il fallo netto di Formisano. Ancora due liberi per la numero 9 dell'Elmas e c'è anche il cambio operato da Carlatola, che porta fuori proprio la numero 14 Pias e inserisce la numero 6 Caterina Cocco, che fa dunque il suo ingresso in questa partita. Carlatola che ha qualcosa da dire alla sua giocatrice. Comunque positivo l'impatto della numero 14 appena sedutasi in panchina. Due liberi per Cavalieri e fa 1 su 2 ed è 48-21 il punteggio in favore della Virtus a 2:20, 2:18 adesso dalla fine del primo tempo, dall'intervallo lungo. C'è il fallo subito all'ingresso in area, prendendo la linea di fondo da parte di Zucca, e dunque rimessa per la stessa numero 11 della Virtus, che va a cercare Valentina Mura. Guarda subito il canestro Valentina Mura, in fiducia, si arresta subendo il fallo e trova anche il canestro. Gioco da 3 punti per Mura. Ottima conclusione da parte di Mura, che ha trovato davvero fiducia in questo secondo periodo. È riuscita ad arrestarsi forzando un pochino anche la conclusione, ma poi è riuscita con qualche aiuto della fortuna a mettere dentro altri 2 punti. Va in lunetta per il completare il gioco da 3 punti, non ci riesce. 50-21 il punteggio, il gioco perimetrale proprio tra Mura e Loi, dentro per Podda che va in post basso, gioca molto bene sul perno, un gran canestro questa volta da parte di Giada Podda, che davvero si è mossa molto bene sul perno, ha trovato un ottimo canestro. Adesso Casadei a buttarsi dentro, a subire l'ennesimo fallo di questo secondo periodo della Virtus e nello Schirru invece si arrabbia con Zucca, che minaccia senza mezzi termini nello Schirru la sua giocatrice numero 11 di richiamo in panchina all'ennesima sciocchezza. Fallo e difesa molto pigra sull'entrata della numero 1 dell'Elmas Casadei, che va in lunetta, ha sbagliato il primo, va per il secondo, sbaglia anche il secondo. Il rimbalzo di Giada Podda, che poco fa si è esibita in un bellissimo canestro, poi però il rimbalzo non è controllato da Podda e Mura. Elmas ancora in attacco con Alessandra Serra, che va a orchestrare questa azione per le ragazze di Carlatola. Casadei a spostarsi sul lato destro, a cercare di isolarsi, non c'è lo spazio per il consegnato per Cavalieri, che infatti deve ricevere molto lontano dal canestro. 2 secondi, deve provare il tiro l'Elmas, non ce la fa. Formisano a spingere la transizione, entra adesso in aria lo scarico per Silvia Loi, che poi va dentro da Giada Podda, in qualche modo strappa la palla anche alla compagna. Giada Podda fuori per Mura, che guarda subito il ferro come fatto in precedenza in occasione dell'arresto e tiro. Stavolta va fino in fondo e subisce il fallo numero 3 della partita dell'Elmas, e il secondo fallo invece per la numero 2 dell'Elmas, Alessandra Serra, che manda in lunetta ancora una volta Valentina Mura, stavolta è più precisa
rispetto alla precedente occasione. Valentina Mura ancora in lunetta per il secondo tentativo, 2-2 da parte della numero 10. Gran partita per lei in questo secondo periodo. 54-21 adesso il risultato che, come abbiamo più volte detto, non ci stanchiamo di ribadirlo, oggi davvero ha un valore relativo. Chiaramente la differenza di categoria tra le due squadre è significativa e si vede, come si è vista ieri nelle semifinali, quando il CUS Cagliari ha dominato sulla Virtus e il San Salvatore ha dominato sull'Elmas. CUS Cagliari e San Salvatore che, vi ricordiamo, potrete ammirare nella finale di questo primo trofeo Acqua San Giorgio in diretta su direttasport.it in prima serata, per dunque gustarsi tanto basket come tanto ce ne sarà nei giorni, nelle settimane a venire per questa stagione cestistica su direttasport.it e sardegnasport.com. Chiaramente, oltre alle dirette delle partite durante la settimana, la vigilia, nei post partita, tutte le notizie e gli approfondimenti dalle varie realtà cestistiche isolane. Basket che oggi vive, per quanto riguarda la Sardegna, un appuntamento fondamentale come la Supercoppa italiana, con la Dinamo in campo a Torino in questi istanti. Chiaramente seguite tutto su sardegnasport.com con i nostri contributi video e fotografici, oltre che al racconto e alle interviste dal Pala Ruffini di Torino. Insomma, un grande sabato di basket, un grande sabato di calcio e di sport per la Sardegna, che vi stiamo raccontando sin dal primo pomeriggio con le vittorie del Cagliari, prima squadra Serie B, capolista da oggi del campionato di Serie B, e la Primavera della formazione rossoblu, che è invece capolista del proprio campionato. Finisce il primo tempo qui al Palarestivo di via Pessagno, 58-24 il punteggio, quindi un divario netto come previsto a favore della Virtus. Adesso qualche minuto di pausa, ovviamente, per respirare, per prepararci al secondo tempo, prepararci alla seconda parte di questa serata di basket dal Palarestivo, e chiaramente sempre in diretta su direttasport.it. A tra poco. Di nuovo in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com con la ripresa che sta per cominciare della sfida tra Virtus Cagliari ed Elmas. Virtus che ha chiuso avanti 58-24 il primo tempo, una partita importante non certo dal punto di vista del punteggio, quanto dal punto di vista delle indicazioni che due allenatori, Carlatola per l'Elmas, Nello Schirru per la Virtus, vorranno e potranno trarre in vista delle prime partite ufficiali. Abbiamo detto nel primo tempo quelle che sarà il cammino della Virtus nel campionato di Serie A2 e anche l'importanza del torneo a 8 squadre del campionato di Serie B, con l'Elmas che affronterà squadre chiaramente importanti e che, come ricordava Mauro Farris al mio fianco, hanno deciso appunto per scelte gestionali di fare un passo indietro e impegnarsi in un campionato regionale dopo l'avventura dell'anno scorso nel campionato di Serie A2 e A3, campionato di Serie A2 che invece ha soltanto due compagini sarde, una è la Virtus, l'altra è il San Salvatore Selargius, che giocherà nella finale per il primo posto contro il CUS Cagliari, e vedremo se il San Salvatore di Staico riuscirà a fare un pochino meglio di quanto fatto dalla Virtus nella semifinale di ieri. Sempre in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com è ricominciata la sfida e va in attacco Masic, che subisce anche una botta al volto, ma non le impedisce questo di andare ad appoggiare il 60° punto per la Virtus. L'azione adesso da parte dell'Elmas con Casadei che prova ad andare dentro da Cavalieri, non arriva però la palla alla numero 9 e allora Pacilio a ribaltare per Ballardini che pensa alla tripla, poi va da Pellegrini Bettoli, stavolta sì la tripla di Pellegrini Bettoli che va a prendere il ferro. Buona conclusione però della Virtus, ben costruito questo attacco in transizione da parte delle ragazze di Schirru, e poi è Zizola ad andare in allontanamento senza muovere i piedi. Tiro difficile che infatti non va a bersaglio. Adesso è Sau a guidare l'attacco, il consegnato per Angius, chiusa però
la Cavalieri dopo la ricezione. Allora si va ancora da Angius, fuori per Casadei, ancora il dentro fuori per l'Elmas, un po' troppo elaborato, chiude bene senza troppa fatica la Virtus, che ha rimesso in campo Ballardini con Pacilio, Zizzola, Pellegrini, Bettoli e Masic per provare a scavare un solco ancora più profondo. Ancora Masic a ricevere il ribaltamento di Zizzola, Pacilio a giocare con proprio Zizzola con il blocco, non trova neanche il ferro Pacilio. C'è il fallo ai danni di Pacilio, che dovrebbe avere 2 tiri liberi a disposizione, perché il fallo era in azione di tiro, così è. E dunque la numero 4, classe 76, potrà andare a cercare di rimpinguare, anzi no, è Masic, quindi il fallo era su Masic, che dopo l'errore di Pacilio aveva cercato il rimbalzo e aveva trovato il fallo. Sbaglia però la prima conclusione dalla linea della carità Masic. (61-24) il punteggio, con l'Elmas che è ancora in attacco con Cavalieri in post basso, l'appoggio fuori per Casadei, pensa alla tripla, la prova Marcella Sau, c'è l'errore ma è un buon tiro e quindi arriva un rimbalzo. E allora ancora Angius a cercare questa volta il tiro dalla media, non trova però la misura per portare a segno la sua conclusione. E Ballardini qualche problema col palleggio, va da Pacilio, ancora Ballardini a chiedere la palla a Pacilio, Pacilio però vuole andare da sola, va in post basso a fronteggiare molto bene Marcella Sau e arriva il fallo ai danni della 39enne Pacilio, che potrà dunque usufruire dei liberi. Fallo abbastanza duro, colpo al volto per Sabina Pacilio, che rimane dolorante, si va a scusare con grande fair play proprio Marcella Sau, anche Cavalieri a sincerarsi delle condizioni della avversaria. C'è qualche attimo di preoccupazione, arrivano anche i sanitari dalla panchina. Tutto a posto però per Sabina Pacilio, che può dunque rientrare in campo e andare a tirare 2 tiri liberi. Qualche istante di preoccupazione per la botta al volto per Pacilio, tutto a posto però per la numero 4, ancora un po' dolorante ma non abbastanza da farle abbandonare il campo e farle abbandonare la lunetta, dove va per tirare 2 tiri liberi. Sbaglia il primo Pacilio. 61-24 il punteggio, 7-37 per chiudere questo terzo periodo e arrivare all'ultimo mini intervallo. 0-2 di Pacilio, il rimbalzo di Martina Angius, pressione a tutto campo da parte della Virtus. Casadei si vede scippare la palla da Masic, che poi viene servita da Pacilio. Il ribaltamento da parte di Masic per Pellegrini, Bettoli che trova un buon tiro dalla media, il tiro però è sbagliato e non di poco. E allora Aresu può spingere il contropiede, si arresta poco dentro l'area, palla che rimbalza sul primo ferro, il rimbalzo è di Casadei, trova lo spazio per il tiro. Elmas ha ancora poi una terza opportunità per andare al tiro. Pellegrini, Bettoli però entra in possesso della palla e va da Pacilio per Masic. Adesso un momento della parità piuttosto valido dal punto di vista agonistico, nonostante il punteggio chiaramente abbia ben poco da dire. Masic fermata con 12 secondi sul cronometro dei 24 e dunque sarà numero 15 a rimettere in campo questa palla per l'attacco della Virtus. A 6:52 dalla fine il passaggio è per Ballardini, che va a cercare dentro Pacilio, spalla canestro fuori per Zizzola, ancora per Pacilio, giocano dentro l'area le ragazze virtusine. 3 secondi per tirare, deve forzare Zizzola, poggia al vetro, la palla non vede il ferro, infatti scade il cronometro dei 24 per la Virtus. 61-24 il punteggio. A 6:33 dalla fine, con Cavalieri a giocare contro Zizzola. Cavalieri si alza in maniera un po' forzata dall'arco e dall'angolo, il tiro infatti è cortissimo e dall'altra parte Bettoli spinge molto bene la transizione, trova Zizzola sotto canestro, che però poi
non riesce ad andare al tiro, e allora Angius da Casadei buttandosi dentro, la stoppata di Masic con l'aiuto anche di Zizola, si è chiusa letteralmente la strada davanti a Casadei, la tripla di Pacilio che non va, il rimbalzo di Ballardini dentro da Masic, subisce il fallo di Casadei, cenno d'intesa tra la Casadei e gli arbitri, anche tra Masic è la stessa avversaria autrice del fallo, e allora saranno 2 liberi per Masic. Virtus che ha perso in semifinale con il punteggio di 40-82 contro il CUS, una partita che, come vi abbiamo raccontato ieri in diretta, aveva visto subito il CUS scappare via, poi la Virtus brava a ricucire leggermente lo strappo nel finale, a cavallo tra primo e secondo quarto. Nel finale invece di secondo quarto il CUS poi ha riportato le distanze ad una quantità consistente, e a quel punto sul 36-20 non c'era più nulla da dire nel secondo tempo. Poi i ritmi sono ovviamente calati, sono entrate anche diverse seconde linee da una parte e dall'altra. Il tabellino della Virtus dice invece 15 punti per Masic, 12 per Zizola, che ha fatto comunque una prestazione molto positiva contro le lunghe del CUS Cagliari. Poco è arrivato invece dalle altre giocatrici. Una partita che comunque è servita nello Schirro per tastare un po' il polso delle sue ragazze, dal punto di vista anche della attitudine e della personalità contro avversari chiaramente di rango superiore. Oggi invece contro avversari di categoria inferiore era importante valutare la capacità di impegnarsi, la capacità di rimanere sul pezzo, di applicarsi, di sfruttare ogni minuto per giocare e per affinare gli schemi e le intese tra queste ragazze, che vale un po' per tutte e 4 le formazioni impegnate nel quadrangolare Acqua San Giorgio. Hanno poche opportunità per fare amichevoli prima dell'inizio del campionato. L'attacco della Virtus con Ballardini che va dentro da Zizola, spalle a canestro contro Alessandra Serra, cioè l'errore però di Zizola, e allora può andare dall'altra parte l'Elmas con 4 minuti e 30 per chiudere il terzo periodo. Ancora Casadei, una delle più attive di questo terzo quarto dell'Elmas, trova un gran canestro qua Benedetta Casadei, che appoggia il vetro col mancino. Il 64-26 a 4-12, 4-10 dalla fine del tempo nel terzo periodo. Siamo quindi a 14 minuti dalla fine della partita, dopo la quale chiaramente si giocherà a CUS Cagliari San Salvatore per assegnare questo primo trofeo targato Acqua San Giorgio, sponsor della Virtus Cagliari che ospita il torneo. Attacca l'area avversaria molto bene in questo frangente Marcella Sau, subisce il fallo di Laura Pellegrini Bettoli, che si autoaccusa del fallo con grande franchezza, non c'è la minima protesta, ha fermato la corsa della numero 17 dell'Elmas, e allora sarà rimessa affidata a Roberta Aresu, mentre dall'altra parte Benedetta Casadei ha qualche problemino, probabilmente una botta subita in occasione delle ultime 2 azioni, tra l'altro è stata l'ultima ad andare a segno, e quindi in campo adesso al suo posto c'è Alessandra Serra con Angius, Cavalieri, Sau e Aresu. Vediamo proprio Serra a pensare al tiro dall'angolo, poi converge, va a cercare lo spazio, a giocare con Angius, poi il passaggio dentro l'area è alto e difficile ricezione per Sau, c'è però
per fortuna dell'Elmas il tocco, e allora si può andare con la rimessa con 5 secondi nel cronometro dei 24. Deve cercare una soluzione la Virtus sul tocco di Ballardini, la palla però finisce sulla linea laterale e allora sarà ancora attacco Elmas, stavolta con 24 secondi a disposizione. Un momento adesso di impasse con la lungo conciliabolo tra arbitro e tavolo, cenno d'intesa. Allora si può ripartire con la rimessa per Roberta Aresu. Ricordiamo il via del campionato di Serie A2 con il Serie A2 che vedrà impegnata Virtus Cagliari e San Salvatore, con la Virtus che ospiterà, anzi sarà ospite della Costa Masnaga domenica 11 ottobre. In anticipo invece l'altra squadra sarda, il San Salvatore di Fabrizio Staico, che giocherà contro la Sanga Milano nell'anticipo appunto del sabato. Fine settimana successiva con la prima partita casalinga per la Virtus contro l'Alpo Villafranca di Verona, invece il San Salvatore in casa, come abbiamo detto in precedenza, contro il Castelnuovo Scrivia. Due partite che potrete seguire su directasport.it, la casa dello sport sardo, del basket sardo, ma non solo. Vi ricordo in questo momento su sardegnasport.com tantissimi appuntamenti dal mondo dello sport. Domani chiaramente non perdete la grande copertura della Serie D, e anche, qualora la Dinamo dovesse riuscire a superare la Grissingborg Reggio Emilia, anche la finale di Supercoppa per il primo trofeo stagionale della Serie A di basket. Tutto chiaramente su sardegnasport.com con approfondimenti, dichiarazioni, report e tanto altro anche sulla pagina Facebook di Sardegna Sport e sul sito www.sardegnasport.com. C'è il bel canestro per il 66-26 più 40 a 2:30 dalla fine del terzo periodo, 12 minuti e poco più alla fine del match, con Angius adesso che non trova spazio per servire le compagne, deve tirare Angius, invece muore con la palla in mano. L'incitamento dalla panchina. Masic, da Pacilio per Pellegrini, Bettoli, circolazione perimetrale, poi dentro per il taglio di Pacilio, lo scarico per Masic che arriva dal lato debole, e c'è l'errore, c'è anche il fallo subito dalla numero 15 della Virtus a 1:50 dalla fine del terzo periodo, con Eleonora Zizzola che va adesso a raccogliere i dettami di Nello Schirru. (68-26) il punteggio col 2-2 di Masic. L'attacco dell'Elmas guidato da Marcella Sau, che va da Aresu a cercare Cavalieri, ancora Aresu col piazzato che non va, il rimbalzo di Masic, poi da Pacilio, ancora Pacilio dentro per Zizzola, mezzo a tre avversari, alla fine strappa la palla dalle mani delle avversarie, la freccia premia ancora la Virtus, che può dunque attaccare con 12 secondi.
dentro Pias e il posto di Roberta Resu, e poi la palla persa dalla Virtus. Ci avviciniamo dunque alle ultime fasi di questo terzo periodo, partita che comunque conserva una buona intensità. La riprova è data dal fatto anche che i due allenatori stanno tenendo sul campo le migliori giocatrici, stanno dando comunque molto minutaggio alla formazione titolare o pseudo tale, in particolare la Virtus, che vede in campo ancora Ballardini, Masic e Zizola e Pacilio, quindi la volontà chiaramente al risultato acquisito di migliorare quelle che sono le alchimie tattiche da poi esprimere durante il campionato al via l'11 ottobre prossimo. E chiederemo chiaramente a Nello Schirru quello che è il suo parere dopo questa 2 giorni di basket importante per il trofeo Acqua San Giorgio, mentre sta per entrare probabilmente anche la numero 12 della Virtus Porcu, che effettua anche un po' di riscaldamento, visto che è l'unica nella panchina della Virtus a non aver avuto minutaggio fino a questo momento. A portare l'attacco adesso dell'Elmas è Pias, che va dentro da Cavalieri, lo scarico fuori per la tripla di Marcella Sau, che poi però non trova il canestro. Il lancio lungo a cercare Pacilio, fuori per Pellegrini Bettoli, pensa al tiro, poi però va a nascondersi sull'angolo e allora ha davvero tutte le mani in faccia, trova ancora una volta il possesso della palla, non arriva la palla dove forse doveva arrivare, ovvero da Ballardini, che infatti ha qualcosa da ridire alle proprie compagne. Aveva voglia Ballardini di prendersi qualche tiro, infatti non lo nasconde, non nasconde il suo disappunto. Ancora Ballardini a qui a perdersi per un attimo l'avversario. Allora Serra in punta a seguire il blocco di Cavalieri e va dentro Serra, poi però è finita il tempo sul cronometro del terzo periodo senza che l'Elmas riesca ad andare al tiro. Finisce 70-26 questo terzo periodo. Tra poco gli ultimi 10 minuti della finalina del trofeo Acqua San Giorgio tra Virtus Cagliari e Elmas. E siamo pronti dunque per seguire il quarto periodo della finalina del trofeo Acqua San Giorgio tra Virtus ed Elmas. Virtus che rimanda in campo il quintetto con cui aveva chiuso il primo tempo, quindi con la novità di Porcu che trova dunque anche lei il parquet di via Pessagno. Porcu con Mura, Mastio, Podda e Zizola. Elmas in campo invece con Marcella Sau a portare palla assieme a Serra, Pias, Angius e Francesca Cavalieri. E ancora l'attacco da parte della Virtus, che però viene fermata in questo frangente coriacea difesa dell'Elmas. Allora saranno 16 secondi per andare al tiro per la Virtus, con Mura che trova un buono scarico per Mastio, che probabilmente però non si aspettava il servizio, l'omaggio della compagna. Infatti alla fine deve impelagarsi in un avvicinamento a canestro molto complicato che non va a buon fine. Qui Serra con un grande movimento molto molto positivo. Gli applausi da parte di tutta la panchina dell'Elmas ed è della sua allenatrice, che apprezza il movimento della numero 2 dell'Elmas per il 28esimo punto della formazione di Carla Tola. Quindi 70-28 il punteggio. Lo scarico fuori per Mura, una delle più positive di questo pomeriggio virtusino. Dentro per Podda, ancora a prendere la linea di fondo, pensa alla rovesciata molto complicata, quindi Porcu con un'ottima esecuzione. Porcu sullo scarico, sulla sirena dei 24, gran canestro da parte della numero 12 della Virtus. 72-28 il punteggio che non ha mai avuto ovviamente
discussioni sin dalle primissime battute di questa finalina. A 8 minuti e 43 secondi dalla fine della partita, con la rimessa affidata in un primo momento alla numero 17 Sau, poi il cambio della guardia con Alessandra Serra a incaricarsi di rimettere in gioco la palla, ad andare proprio da Sau, che va da Cavalieri, rischia l'infrazione Cavalieri, poi il tiro dall'angolo che non vede neanche il ferro, allora ancora Cavalieri, lo scarico fuori per Serra con la tripla a segno, la tripla di Serra che trova un'ottima realizzazione, in precedenza l'aveva trovata in avvicinamento a canestro, stavolta invece con la conclusione pesante per il 72-31 a canestro. Adesso Giada Podda, lay up per la numero 17 della Virtus. Adesso Nello Schirru si alza dalla propria panchina e vede qualcosa che non va nell'operato delle sue ragazze, va invece a incitare soprattutto la numero 9 Beatrice Mastio, rea secondo Schirru di un po' troppa pigrizia in attacco in questo ultimo frangente. C'è il fallo proprio di Beatrice Mastio ai danni di Serra, che era andata a attaccare il post basso, e allora ancora Serra contro Mastio che prova ad applicarsi, ed ancora Serra ad avvicinarsi, lo scarico per Claudia Pias, che poi tira, ma c'era stata l'infrazione da parte della numero 14. Allora il cambio da parte della Virtus con Zizzola che lascia il campo a Zucca. Gli arbitri intimano però la numero 11 della Virtus di togliere qualche orecchino non compatibile con l'attività sul parquet, e allora c'è ancora qualche istante di pausa. Fuori anche Cavalieri, dentro Casadei che sembra essersi ripresa dopo i guai fisici. Porcu fuori per Mastio, dentro e non trova neanche il ferro Mastio, lo scarico fuori per ancora la numero 9 che sbaglia la conclusione. Non una buona prestazione da parte della numero 9 quest'oggi. Attacco adesso dell'Elmas guidato da Marcella Sau che prova ad andare dentro da Giada Podda, fuori per Serra a cercare Angius che poi è anticipata, non ha una buona ricezione, allora si va fuori da Sau, ancora Angius ha una ricezione complicata, poi trova la conclusione, trova un buon canestro, battendo ancora una volta una pigra Beatrice Mastio che non era riuscita a difendere in un primo momento. Porcu a spingere la transizione, è rientrata bene però la difesa dell'Elmas. Porcu in fiducia dopo il canestro precedente, pensa anche alla conclusione pesante, poi ha una buona idea nel ragionare un attimo, poi però le maglie dell'Elmas si chiudono, alla fine la palla riconquistata dalle ragazze di Carla Tola che alla fine non riescono a uscire dall'area perché c'è l'intervento di Beatrice Mastio e la palla recuperata dalla numero 9 della Virtus, il consegnato dalla rimessa per Mura in isolamento contro Sau. Mura pensa ad andare da sola verso il canestro, l'aiuto da parte di Casadei, lo scarico per Porcu che ha un buon tiro arrestandosi all'altezza della linea della lunetta, la linea dei tiri liberi. Il tiro però è sbagliato, Mura fuori ancora per Porcu contro Aresu, la batte con il primo passo, poi però c'è l'ottimo aiuto da parte di Angius che ha giocato una buona partita, la numero 7 dell'Elmas, quindi la palla gestita adesso da Sau che va fino in fondo a subire il fallo di Mura, fallo subito nel duello con la numero 10 della Virtus. 74-33 il punteggio a 6 minuti e un secondo dalla fine della partita, quando c'è time out in campo. 6 minuti e un secondo alla fine della partita, Virtus avanti di più di 40 punti, 41, 74-33 il punteggio in questo momento contro l'Elmas. Chiaramente il punteggio va ricordato, ma soltanto per onor di cronaca, perché davvero non è questo ciò che importa quest'oggi in un match
che vede di fronte due squadre chiaramente di rango diverso. Un match comunque importante per entrambe per poter affinare l'impalcatura in vista dell'avvio ufficiale della stagione per la Virtus il prossimo 11 di ottobre. Allora Porcu, ragazza interessante del vivaio della Virtus, una delle giovani che il sodalizio di Via Pessagno vuole far crescere in prima squadra, e dunque un altro campionato di Serie A2 dopo un'estate molto difficile sarà sicuramente utile. Chiaramente lo ricordiamo, il campionato di Serie A2 è importante per mantenere accesi i riflettori nazionali sul basket femminile. Ogni estate è sempre molto complicata dal punto di vista delle risorse finanziarie da trovare per completare gli organici in vista della stagione. Non ha fatto eccezione anche l'estate 2015 con le vicende legate al Cagliari, ma anche appunto alle società di campionato di Serie A2 come Virtus Cagliari e San Salvatore hanno deciso e sono riuscite a confermare l'impegno nel campionato nazionale. Astro e Mercede invece, che l'anno scorso avevano giocato il campionato di Serie A2, hanno deciso di fare un passo indietro e saranno impegnate nel campionato di Serie B contro proprio l'Elmas, che stiamo vedendo all'opera. È arrivato anche il Cagliari qui al pala restivo di Via Pessagno. Cagliari che dunque affronterà il San Salvatore nella finale del trofeo Acqua San Giorgio. E allora più tardi andremo chiaramente a raccontare in diretta la sfida tra le Selargine e le Universitarie. Prima però c'è da raccontare il finale della finalina tra Virtus ed Elmas, con la Virtus Cagliari avanti 78-35 a 4 minuti e 13 dalla fine del tempo, con Aresu che scarica fuori per Serra che cerca di liberarsi. Poi però le ragazze di Carla Tola si dimenticano che esiste anche un cronometro per tirare, e infatti alla fine muore con la palla in mano la squadra di Tola, mentre rientrerà in campo Caterina Coco, che aveva avuto qualche istante di partita nel primo tempo. Esce Claudia Pias, che è stata tra le più attive nella formazione dell'Elmas, e allora si può riprendere con la Virtus in campo con Zucca, Loi, Mastio, Ballardini e Porcu. Quindi Ballardini a portare palla, a scaricare per Loi, al pick and pop di Zucca che va poi a uscire ancora una volta dall'area, il ribaltamento ancora da Loi, che questa volta può andare con la penetrazione, non c'è però lo spazio per attaccare il ferro, ancora Loi, un secondo per tirare, riesce a farlo allo scadere Beatrice Mastio, la palla tocca anche il ferro, ci sarebbe stata una seconda opportunità per la Virtus, che però non trova il rimbalzo, lo trova molto bene con la possibilità di transizione Alessandra Serra, che subisce il fallo andando in campo aperto. Sono 4 i falli commessi dalla Virtus, e quindi Elmas che d'ora in avanti andrà sempre in lunetta ogni fallo subito. 3 minuti e 23 alla fine della partita. Coco a palleggiare, a trovare fuori dall'area Casadei, che poi sbaglia il passaggio interno. Allora Porcu prova a correre la Virtus, ma è rientrata bene l'Elmas. Infatti il tiro in post basso di Mastio è a bassa percentuale, non vede neanche il ferro. Non una bella partita da parte di Mastio, l'abbiamo detto in precedenza, diverse scelte sbagliate, esecuzioni non pulite. Adesso Casadei fuori per Serra, il blocco portato proprio da Casadei, lo scarico da parte di Serra per Marcella Sau, che però si vede arrivare una fucilata ad altezza volto, non raccoglie la palla termina fuori sotto il canestro dell'Elmas, quindi rimessa in attacco per la Virtus, che stava difendendo contro l'azione
delle ragazze bianco-blu. Silvia Loi contro Cocco per la Silvia Loi, fuori per Ballardini, si prende finalmente questa tripla che agognava ormai da diversi minuti. In precedenza le compagne per 2 volte gliel'avevano negata, il suo tiro però non vede neanche il ferro, e allora Elmas che può andare fino in fondo con Sau che ha una prateria davanti a sé. Si aprono le acque davanti alla numero 17 dell'Elmas, lo scarico per Serra. Che va ad appoggiare 2 punti facili, 78-37 il punteggio, ancora dentro questa volta molto bene Beatrice Mastio, questa volta ha una buona esecuzione appoggiando al vetro il punto numero 80 della Virtus. Ancora Serra fuori per Marcella Sau, il recupero da parte di Porcu che appoggia per Ballardini che arriva molto bene a rimorchio. I complimenti da parte di Ballardini per Porcu che è entrata con l'ottimo piglio in campo e sta disputando un'ottima partita con un canestro molto bello appena entrate, questo bell'assist dopo il recupero per Ballardini. Casadei ad attaccare Zucca, c'è forse il fallo, gli arbitri lasciano correre, lo scarico fuori per Sau che non trova il canestro, il tiro era buono e ben costruito. Ballardini va da Mastio a cercare ancora una volta la soluzione personale, fermata, chiede il fallo in maniera energica Mastio, gli arbitri non lo concedono, animi chiaramente abbastanza distesi, anche se poi sbagliare e subire falli o comunque credere di aver subito falli non fa piacere a nessuno, allora le proteste si fanno sentire. Il recupero di Ballardini che subisce il fallo da parte della numero 2 Alessandra Serra, fallo ai danni della playmaker della Virtus che aveva letto con grande anticipo le intenzioni dell'avversario. Il punteggio dice 82-37 quando siamo entrati nell'ultimo minuto di partita per questa finalina del trofeo Acqua San Giorgio. Trofeo Acqua San Giorgio che verrà assegnato questa sera dopo la partita tra Cuscagliari e San Salvatore, chiaramente una favorita d'obbligo il Cuscagliari, vedremo, l'attenzione sarà per vedere se il San Salvatore saprà rendere la vita difficile alle universitarie almeno per una parte di partita, cosa che non era riuscita a fare la Virtus ieri, pur brillando nella parte centrale del match dal punto di vista difensivo, ma senza riuscire a fare male in attacco. Adesso gli ultimi scampoli di questa partita, avremo probabilmente 2 possessi, uno per parte. Elmas in attacco con Sau, attaccata da Porcu che va a portare la pressione. Casadei va a vedere il taglio di Coco, si rimane però sul perimetro, la tripla tentata da Sau che però non vede neanche il ferro. E allora ultimo possesso per la Virtus, lo gestisce Ballardini che va da Porcu, vuole correre Porcu, non sembra voler giocare col cronometro la Virtus. Porcu per Mastio, fuori per Loi, 9 secondi alla fine, va fino in fondo Loi appoggiando, anzi no, con lay-up, si aiuta col ferro, si protegge col ferro la numero 5, trova il canestro dell'84-37, finisce qua la partita, finisce con il punteggio che premia come da pronostico la formazione bianco-blu. Virtus che vince 84-37 e si classifica al terzo posto in questo primo trofeo Acqua San Giorgio. Ricordiamo la finale a seguire tra Cus e San Salvatore. Andiamo a fermare subito i protagonisti, andiamo a fermare in particolare l'allenatore della Virtus nello Schirru che non eravamo riusciti a sentire al termine della partita persa ieri contro il Cus, nello Schirru che adesso va a catechizzare anche le sue ragazze. Vado a controllare anche i suoi movimenti, visto che sta andando a fermare a chiacchierare un po' con le sue ragazze in spogliatoio. Intanto adesso in spogliatoio, quindi lo ritroveremo all'uscita, l'allenatore della squadra virtusina. Carla Tola invece ferma in panchina, sta raccogliendo un po' le sue cose, probabilmente raccogliendo anche le idee. Chiederemo chiaramente una impressione anche all'allenatrice dell'Elmas che vado a fermare tra qualche istante. Chiederemo chiaramente quali sono stati i progressi dopo la partita di oggi, una partita
come detto, che è terminata con il punteggio di 84-37. Tra poco avremo nello Schirru, ecco, lo vado subito a prendere. In questo momento lo vediamo all'imboccatura delle panchine. Andiamo dunque dal coach. Arriva adesso ai microfoni anche coach nello Schirru per sentire quelle che sono le sue impressioni. Chiaramente chiederemo a coach nello Schirru, ci avviciniamo a favore di telecamera guidata da Andrea Farris. Vittoria dunque per la Virtus, che arriva terza a questo trofeo Acqua San Giorgio. Coach, allora, ieri non ci siamo sentiti, commentiamo anche quello che si è visto ieri, quello che si è visto oggi. Chiaramente oggi un pochino più rilassato, però voleva vedere indicazioni importanti, perché oggi era importante l'atteggiamento soprattutto. Sì, ieri abbiamo avuto alcune fasi, a mio giudizio, discrete, specialmente in difesa, contro avversarie nettamente più forti, quindi non poteva esserci partita. Però io, almeno per quello che interessa a me dal punto di vista tecnico e tattico, la partita di ieri a me è piaciuta molto. Poi stasera ovviamente la forza della squadra avversaria è nettamente inferiore e abbiamo potuto continuare a fare quello che stavamo facendo ieri e abbiamo cercato di migliorarlo, ovviamente. Ed è una base per cercare di andare avanti, perché il campionato di A2 non è semplice, quindi dobbiamo essere brave, preparate a tutte le evenienze, quindi forti, meno forti, dobbiamo giocare contro tutte e bene, provare a giocare bene. Qual è l'orizzonte di questa Virtus? Ieri abbiamo visto delle indicazioni, insomma, chiaramente Zizzola, Masic, poi insomma Fava, Scibelli fuori, ma cosa ci dobbiamo aspettare da un punto di vista del cammino, che l'anno scorso è stato di un certo tipo, quest'anno trova nello Schirru dall'inizio dell'avventura, e l'anno scorso l'abbiamo sentita spesso recriminare per questo, quindi qualcosa dovrebbe cambiare. Sì, sicuramente la squadra è più attrezzata rispetto all'anno scorso, almeno la prima fase dell'anno scorso. E potendo lavorare bene dall'inizio si spera di ottenere qualche risultato migliore. È vero che abbiamo dei problemi, perché dal punto di vista fisico Scibelli, che è un elemento a mio giudizio importantissimo, più Fava, che sono ancora ai box per problemi fisici, non ci danno il loro apporto ancora, però nel momento in cui la squadra sarà al completo io mi auguro di poter fare una buona pallacanestro. Campionato dal punto di vista anche delle avversarie, insomma, cosa si aspetta? Il campionato è difficile perché ci sono almeno 6-7 squadre di livello medio-alto e poi siamo un nucleo di 7-8 squadre che siamo, a mio giudizio, non fortissime fisicamente, quindi diciamo un livello sicuramente più basso delle prime 6-7, però dobbiamo giocare decise contro tutto. Noi l'anno scorso abbiamo rimesso in piedi un campionato che poteva essere già stato compromesso proprio lavorando in un certo modo. Io mi auguro di poter continuare a farlo, perché le ragazze si stanno mettendo a disposizione, quindi il lavoro alla fine premia sempre, quindi speriamo bene. Ringrazio nello Schirru, in bocca al lupo chiaramente per la stagione. Vado a chiudere questa diretta che, ricordiamo, avrà il seguito tra qualche minuto con la finalissima tra San Salvatore e Cus Cagliari, un altro match importante tra due squadre fondamentali del nostro panorama cestistico al femminile, ma è una partita che ci dovrà dire tanto dal punto di vista delle indicazioni tecnico-tattiche che i due allenatori vorranno impartire alle proprie due formazioni in vista dei campionati di Serie A1 e di Serie A2. Per il momento è tutto, in diretta su direttasport.it ci ritroveremo tra poco per la finale del primo trofeo Acqua San Giorgio. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.